La giornata del ricordo è una giornata di festa, forse per mettere un po' da parte la malattia e pensare alla convivialità, all'incontro tra istituzioni, ammalati e le loro famiglie? Sì, la giornata è una giornata che è molto attesa dai nostri pazienti, dalle famiglie, un momento non solo di gioia, di condivisione, di socialità, importante per preservare l'identità sociale dei nostri utenti, delle persone con disturbo cognitivo, ma anche e soprattutto per le famiglie, ma è anche un'ottima strategia terapeutica, non farmacologica, per contenere i disturbi del comportamento e per dare la possibilità alle persone con disturbo cognitivo di riscoprire i sensi, di riscoprire le loro emozioni. Il giardino sensoriale che quest'anno ci ospita è veramente un paradiso che diventa veramente uno spazio dell'anima per i nostri pazienti. Un servizio che l'ASPE offre a tutto tondo ai suoi pazienti. Sì, è un servizio che l'ASPE offre ai pazienti, un servizio in cui si è creata veramente una grande famiglia con gli utenti e con i loro familiari, con i caregiver. A supporto è stato istituito anche dallo scorso anno, è stato aperto lo sportello Alzheimer, che è un centro di ascolto, orientamento proprio per supportare le famiglie, i caregiver, perché ricordiamo che i dati sono veramente molto alti, sono un numero veramente esorbitante di persone che deve fronteggiare la malattia, sia come familiari sia come utenti. Una malattia che purtroppo è in evoluzione anche dal punto di vista statistico? Sì, i dati statistici sono veramente esorbitanti, i dati dei nuovi report dell'Istituto Superiore Sanità parlano di numeri veramente alti, oltre 1 milione di pazienti con demenza dai 65 anni in su, e parliamo anche delle forme giovanili, sono 24.000 di pazienti dai 35 ai 65 anni di età, e se a questi si aggiungono i disturbi, quasi 94.000, 95.000 con disturbo neurocognitivo minore, e a questi aggiungiamo pure le famiglie, veramente il 10% della popolazione deve fronteggiare la malattia, per cui è importante dare una risposta ai pazienti, dare una risposta alle famiglie e far sentire la vicinanza. Dottore Capodieci, il mese dell'Alzheimer anche qui ad Agrigento, questa passeggiata che secondo noi rimarca ancora di più l'impegno del pubblico, la sinergia con le varie istituzioni e soprattutto quell'amore per gli ammalati e le loro famiglie. Assolutamente, un plauso va soprattutto alla unità operativa dei disturbi cognitivi, che lo chiamiamo l'Alzheimer, io lo chiamo dei disturbi cognitivi, che ogni anno rende compartecipi i pazienti, i parenti dei pazienti, che sono poi quelli che tutti i giorni gestiscono questi disordini, gestiscono soprattutto i loro familiari. L'azienda è presente proprio per testimoniare l'impegno che giornalmente, in maniera capillare, in tutte le parti della provincia di Agrigento, medici specialisti, geriatri, neurologi, infermieri, assistenti sociali svolgono a favore di questa malattia che purtroppo è altamente invalidante. Questa giornata è un po' particolare, più che alla malattia si pensa alla convivialità, forse fa bene a tutto. Infatti ravviva i ricordi, cerchiamo di riportare ad una quotidianità pazienti che in questo momento magari sono chiusi nei loro disturbi, nelle loro malattie. Quindi è una festa che vede insieme operatori sanitari, pazienti e caregiver. Importante oggi, siamo in questo mese dell'Alzheimer, essere presenti come ordine dei medici. La nostra mission, si sa, è la salute del cittadino, e in particolare quando si parla di soggetti fragili. Oggi siamo contenti di vedere tante famiglie, tanti pazienti affetti da questa patologia, essere un tutt'uno tra il pubblico e il privato, questa sinergia che è importante pure il luogo dove ci troviamo, dove si rivivono
vivono ricordi, dove si vivono immagini, che possono portare a stimolare diciamo, la cognizione delle cose, del tempo e dello spazio. Per questa tipologia di malattia è necessaria, anzi è importante la sinergia tra pubblico, privato, amministrazione comunale e le famiglie. Assolutamente sì, la parolina magica si chiama rete. Oggi attraverso la rete riusciamo a restituire dignità a tutta una serie di cose e non è possibile farli da soli, cioè gli enti da soli non vanno in nessun posto. Insieme invece, attraverso la sinergia, attraverso il mettere insieme le idee, si può portare avanti progettualità, si possono portare avanti possibilità di aiuto e supporto. Noi come distretto sociosanitario, mi riferisco al comune di Agrigento che è il comune capofila e di cui mi onoro di essere presidente delegato, abbiamo cercato in questi anni di mettere insieme una serie di ragionamenti con una collaborazione straordinaria. Grazie a che cosa? Grazie alle persone che governano oggi il centro Alzheimer ad Agrigento attraverso l'ASP e la dottoressa Guicciardino, persona straordinaria che sta dando un contributo importante, e quindi stiamo lavorando e continuiamo a lavorare per cercare di trovare le risorse necessarie per fare che cosa? Il problema dell'Alzheimer non è solo un problema legato alla persona che ha la patologia, ma è soprattutto legato alla problematica del nucleo familiare, perché il caregiver che oggi in un certo senso vive e soffre di questa problematica va aiutato, va sostenuto, e bisogna creare le condizioni di trovare le risorse economiche utili e necessarie per approfondire e cercare di dare supporto reale e concreto alla problematica.